L'infortunio mortale sul lavoro di Mareno Di Piave, la procura ha aperto un'inchiesta, chiarita la dinamica dell'incidente dai tecnici dello Spisal, la commozione dei familiari della vittima, era un uomo buono. Litiga con i vicini di casa e li minaccia con una pistola che solo in un secondo momento si scopre essere un'arma a giocattolo. Il 50enne denunciato dai carabinieri è accaduto a San Trovaso di Preganzioli. Immigrazione e soggiorni illegali, 70 perquisizioni della polizia in tutta Italia, anche a Treviso e Padova, a carico di cittadine georgiane, 7 arresti, uno nella Marca, 22 denunce a piede libero. In corso in Val di Zoldo, nella zona di Malga Pramper, le ricerche di un escursionista veneziano di 60 anni di cui si sono perse le tracce da ieri, l'ultimo messaggio in un biglietto lasciato sul parabrezza. Medicina di prossimità per chi non può permettersi le cure, a Conegliano inaugurato alla presenza del vescovo Battocchio un nuovo ambulatorio. Al via a Pederobba il campo scuola organizzato dagli alpini della sezione di Treviso, oltre una trentina tra ragazzi e ragazze delle scuole medie che impareranno le prime regole di protezione civile. Domani a Trevignano la 32esima edizione del Palio del Batter Panocce, ispirato alla tradizione contadina delle nostre campagne, la sfida in diretta su Antenna 3 a partire dalle 17. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Partiamo dalla cronaca e dall'inchiesta che la Procura della Repubblica di Treviso ha aperto sull'infortunio costato la vita nel pomeriggio di ieri a Mareno Di Piave a un operaio sessantenne. È stata chiarita da parte degli ispettori dello Spisal la dinamica dell'infortunio mortale. I familiari parlano di un uomo buono, a Santa Lucia di Piave naturalmente grande commozione. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo d'inchiesta sull'incidente mortale sul lavoro avvenuto alla ceda dell'Armellina di Mareno Di Piave, costato la vita all'operaio indiano Sankinder Singh, 60 anni, residente con la famiglia a Santa Lucia di Piave. Chiarita dal nucleo Spisal dell'US2 la dinamica dell'incidente. L'operaio stava lavorando su una scala a lato di una vasca per contenere il calcestruzzo ed è rimasto schiacciato dal carrello che lo stava spostando. Gli ispettori dello Spisal, intervenuti con i carabinieri della compagnia di Conegliano, hanno sentito tutti i testimoni mentre è stata disposta dal PM il trasferimento della salma all'obitorio di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria per un eventuale esame autoptico. Tempestivo l'intervento dei soccorritori, ma per l'uomo morto sul colpo non c'è stato nulla da fare. Sankinder Singh abitava con la famiglia a Santa Lucia di Piave, nella frazione di Sarano, dove ha lasciato un immenso vuoto. Un uomo buono che non ha mai dato fastidio a nessuno, un lavoratore arrivato in Italia nel 1999. Poche parole commosse dalla casa di Sarano che raccontano di un uomo semplice che si è sempre rimboccato le maniche per la sua famiglia, che con gli amici, una volta saputa la tragedia, è arrivata immediatamente nel luogo dell'incidente mortale. Non sono lui contento, tranquillo. Sì, lavoratore, gli piaceva lavorare, no? Tanti anni. Quanto tempo era qui in Italia? Più di 30 anni. La notizia ha raggiunto anche il sindaco Fiorenzo Fantinel, lontano da Santa Lucia, unanime il cordoglio dell'amministrazione. Non troviamo chiaramente le parole giuste per definire quanta tristezza alberga in noi in questo momento, a nome quindi dell'amministrazione comunale, anche mie personali, ma penso a nome di tutta la cittadinanza santalucese, sapendo di questa persona che era considerata davvero un grande lavoratore. Esprimiamo tutta la nostra sofferenza. Un fatto che ha subito scatenato la reazione di tutte le sigle sindacali che hanno condannato l'accaduto e che il sindaco condivide a sua volta. Tutto ciò che si può fare, dal legiferatore alle iniziative sulla sicurezza per quanto riguarda il luogo di lavoro, è fondamentale per dare dignità appunto alle persone. Si tratta del secondo infortunio mortale sul lavoro in provincia di Treviso dall'inizio dell'anno, dopo la morte lo scorso 29 maggio di un operaio macedone di 63 anni precipitato dal tetto di un capannone a San Biagio di Callalta mentre stava eseguendo una manutenzione. Ancora la cronaca, litiga con i vicini di casa, li minaccia con una pistola che solo in un secondo momento si è scoperto essere un'arma a giocattolo senza tappo rosso. Un 50enne è stato denunciato dai carabinieri, è accaduto a Preganzioli.
La serata torrida, gli animi che si scaldano tra vicini di casa e la discussione per banali questioni condominiali degenera in un litigio al culmine del quale un cinquantenne estrae una pistola e minaccia di morte due fratelli che vivono nel suo stesso palazzo. È accaduto l'altra sera a Frescada di Preganziol. Sono stati i due fratelli che hanno 30 e 32 anni, allarmati alla vista dell'arma puntata contro di loro, a chiamare i carabinieri. Un cinquantenne al culmine di un alterco per futili motivi banali, liti condominiali, ha pensato bene di puntare una pistola nei confronti di questi due ragazzi, due trentenni e due fratelli di origine albanese, i quali poi chiaramente sotto la minaccia della pistola hanno chiamato i carabinieri. L'intervento ha consentito di rinvenire il revolver che era nascosto dentro l'imbocciatura di un divano dell'uomo, che è stato poi denunciato per minaccia aggravata. Il cinquantenne è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di arma impropria. Era una pistola a giocattolo, priva del tappo rosso, però chiaramente in queste circostanze viene considerata comunque un aggravante alla minaccia e quindi è stata comunque sequestrata per questo motivo. Ora una notizia da poco arrivata in redazione: auto contro moto a Fonte. C'è stata paura per un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio. Ecco qui l'immagine, siamo in via Roma, l'auto pare aver tagliato la strada alla motocicletta, ma questo è tutto naturalmente da stabilire. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Il Centauro ha avuto la peggio, è stato trasportato in ospedale in codice giallo a Treviso, l'altro autista in un altro pronto soccorso. Due i pazienti che hanno rifiutato il ricovero, quindi 4 feriti totali. Un altro incidente, sempre per fortuna con esiti mediamente seri e non gravi, è avvenuto sempre coinvolgendo una moto a Spresiano. La Polizia di Stato di Udine contro l'immigrazione e i soggiorni illegali. Sono state una settantina le perquisizioni in tutta Italia a carico di cittadine georgiane, 7 gli arresti, 1 anche nella Marca trevigiana, 22 le denunce. La Polizia di Stato, al termine di un'articolata indagine condotta dalla squadra mobile di Udine e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato 7 cittadine georgiane e denunciato in stato di libertà altre 22, tutte impiegate nel settore dell'assistenza domiciliare. L'operazione fa seguito a un'indagine analoga svolta lo scorso gennaio, che aveva già fatto emergere un sistema di falsificazione documentale finalizzato a ottenere illecitamente l'accesso al mercato del lavoro e ai servizi italiani. Tutto è partito dalla segnalazione di un responsabile di una cooperativa di badanti con sede a Udine, insospettito dalla nazionalità di alcune lavoratrici, ha consegnato agli investigatori un elenco di nominativi. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che le donne, tutte di origine georgiana e di età compresa tra i 24 e i 66 anni, si erano dichiarate cittadine comunitarie, presentando documenti di identità apparentemente rilasciate da paesi come Slovacchia, Polonia, Bulgaria. Grazie a questi documenti falsi erano riuscite a ottenere un codice fiscale italiano riservato ai cittadini UE e ad accedere regolarmente al lavoro nel settore della cura alla persona, beneficiando di servizi sanitari e fiscali pur non avendone i requisiti. Successivamente molte di loro si erano spostate in altre province italiane, rendendo necessarie perquisizioni su tutto il territorio nazionale. L'operazione infatti ha interessato numerose città. Oltre al Friuli Venezia Giulia sono state coinvolte le province di Bolzano, Milano, Treviso, Macerata, Padova, Roma, Firenze, Napoli, Trento, Prato e Aosta. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato 21 documenti di identità falsi, codici fiscali, attestazioni e contratti di lavoro stipulati utilizzando false generalità. Le 7 donne arrestate si trovavano 3 a Bolzano, poi Udine, Milano, Treviso e Macerata. Le altre 22 sono state denunciate per lo stesso reato. Gli uffici immigrazione stanno ora valutando la posizione di ognuna e in assenza dei requisiti per il soggiorno regolare si procederà con l'espulsione. Le indagini proseguono per identificare i soggetti che hanno fornito i documenti falsi dietro compensi che oscillavano tra i 300 e i 600 euro. Si lavora anche per verificare se lo stesso modus operandi sia stato utilizzato da altri gruppi criminali stranieri per ottenere una presenza legale sul territorio italiano, magari finalizzata alla commissione di ulteriori reati. Apriamo una finestra su Venezia perché oggi è il giorno degli ultimi festeggiamenti per le nozze di Jeff Bezos. Stasera grande party all'Arsenale, ma è anche il giorno delle contestazioni, quelle più vivaci, quelle più partecipate. Allora in diretta per noi ci sono Filippo Fois e Nicola Marcato che hanno seguito questo corteo di contestatori, diversi dei quali arrivati anche dalla Marca trevigiana. A te Filippo, buonasera.
Sì, buonasera Lina, come hai detto giustamente tu, non ci sono solamente veneziani che oggi hanno manifestato, ma anche molti trevigiani, così come persone che sono arrivati un po' da tutto il nord-est. Questa che vedete è l'altra faccia rispetto ai festeggiamenti di Jeff Bezos e all'Accademia, che è l'ultimo gran galà di questi 3 giorni di matrimonio. Qui invece il modello economico che viene proposto da Jeff Bezos è fortemente contestato. C'è stato un lungo corteo che ordinatamente ha sfilato per Venezia dalla stazione fino a raggiungere Campo San Giacometto, che si trova ai piedi sostanzialmente del ponte di Rialto. Ci sono stati già diversi interventi e oramai anche qui è il momento della festa. Noi tra l'altro poco prima che iniziasse il corteo il nostro Nicola Marcato ha avvicinato Tommaso Cacciari, che è uno dei leader del neonato coordinamento No Bezos, che è nato proprio in questa occasione, il quale ci ha rilasciato appunto alcune dichiarazioni. Io direi che possiamo ascoltarle e poi la linea può tornare allo studio. Gli unici limiti posti a questi qua miliardari li abbiamo posti noi dal basso. Cioè, noi siamo contenti, ma è sbagliato, capite questa cosa qua? È sbagliato. Cioè, il fatto di non fare la misericordia e farla all'Arsenale, doveva dirglielo 6 mesi fa un sindaco, non le contestazioni. Il fatto anche questa roba che dà i milioni, 30 milioni che è costata tutta sta baracca, 30 milioni, rapportato a 200 e passa miliardi di suo patrimonio personale, in relazione a 22.000 euro l'anno, che è lo stipendio medio di un italiano, è come se a lui tutta la baracca da 30 milioni gli fosse costato un caffè e una brioche. Te dà 1 milione, è come se noi gli dessimo un 30° di una brioche. Ah, ma che grande generosità! Insomma, attivisti scatenati. Grazie a Filippo Fois e Nicola Marcato per questo flash da Venezia, dove tutto l'avete visto, comunque è andato e filato liscio, non ci sono stati scontri o momenti di alta tensione. Torniamo dunque nella Marca. Abbiamo intervistato ai nostri microfoni oggi il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, che ha risposto ai detenuti che gli hanno inviato nei giorni scorsi una lettera chiedendo accoglienza e ascolto. Sono grato che loro si sentano parte di questa Chiesa, che alcuni detenuti vivano la loro vita cristiana come parte del loro percorso, che il Giubileo della Speranza deve dire parole concrete di speranza per loro, per le loro famiglie. Mi pare in particolare per le persone che sono state vittime anche di atti di violenza, perché c'è tanto da riparare. Risponde così il vescovo di Treviso alla lettera che gli hanno mandato i carcerati, chiedendo accoglienza e ascolto. Dopo aver chiesto perdono e preso coscienza degli errori del male causato, il desiderio di riaprire una porta nell'anno del Giubileo della Speranza. La giustizia fa il suo corso ed è giusto e doveroso, ma noi dobbiamo prenderci tutti cura di una riparazione del tessuto comunitario. In particolare, Monsignor Tomasi fa riferimento all'ancora, citata anche da Papa Francesco e in un dipinto del Salone del Vescovado. La speranza viene rappresentata come un'ancora che viene buttata contro ogni ragionevolezza verso il cielo e non giù verso il basso. È il messaggio che dice: noi siamo saldi nella turbolenza di questa vita, e l'ancora tiene ferma la nave e dà stabilità a chi ci sta sopra. Quest'ancora è Cristo ed è sostanzialmente la croce di Cristo, alla quale possiamo tutti guardare veramente come segno di speranza. Un dramma, quello del carcere, sempre vivo nel pensiero della Curia. Era una situazione con tante persone che ci vivono dentro, troppe probabilmente, una situazione che però noi non possiamo dare per dimenticata. Io ogni volta che passo dico che quando passo davanti dico una preghiera e mando una benedizione, proprio perché è una parte delicata della nostra società.
ma se lì dentro si possono vivere rapporti umani nella dignità, abbiamo anche una speranza poi che si possa ricominciare anche dopo. Voltiamo pagina, è stata una giornata, quella di oggi, caratterizzata anch'essa dal caldo molto intenso, il termometro non accenna ad abbassarsi, temperature sempre molto elevate che mettono a dura prova tutti quanti, soprattutto le fasce più fragili della popolazione, come abbiamo visto nei pronto soccorso di Treviso e del Veneto in questi giorni. La nostra Elena Dal Forno è andata a sentire come hanno vissuto questa giornata in città cittadini e turisti e come si difendono dalle alte temperature. Un gelato buonissimo da Italia, prima qualità del mondo, secondo me. Vaniglia e cocco. Brasile, Italia. Non c'è tregua alla calura estiva, con punte che arrivano anche a 34 gradi, ma in città turisti e cittadini si difendono bene, cappellino in testa e bottiglietta d'acqua in mano, si passeggia anche durante le ore più critiche. Cerco di stare all'ombra, meno male che hanno anche riqualificato alcune zone di Treviso piantumando alberi e devo dire che Treviso è abbastanza ombreggiata, quindi non si soffre così tanto. L'aria condizionata obbligatoria a lavoro, a casa cerco di limitarla molto. Caldo che attanaglia giovani e meno giovani allo stesso modo. In realtà preferisco la brezza, quella leggera, però no, l'estate è orribile e vado molto di ventaggi, soprattutto nell'ultimo periodo, aria condizionata la sera per dormire e ventilatore. Segui i consigli tipo bere 2 litri di acqua al giorno o no? Anche di più, con molto ghiaccio perché il caldo è orribile. Lei soffre molto il caldo? Tantissimo, purtroppo. E come si difende da questi calori? Un po' con l'aria condizionata, stando in casa e basta, non c'è altro. Docce. E docce frequenti. Esco al mattino e dopo le 3 vado al bar al fresco, insomma, non è l'aria condizionata, quindi non è pesante, insomma, e rientro verso le 7. E poi un po' di TV, un po' di lettura e si va nanna, non si dorme, ma insomma. E anche una giovane coppia delle Marche, da poco trasferita in città, la prende comunque bene. A noi piace il caldo, ecco, piace l'estate. Esatto, piace l'estate. Però effettivamente adesso è molto caldo, quindi un po' di freschetto forse sarebbe anche gradito. A casa ventilatore, aria condizionata o niente? A casa ventilatore, però più che altro sofferenza. E per chi non ha la bottiglietta al seguito c'è sempre la fontana delle tette, per fortuna che adesso getta solo acqua. A Conegliano adesso, perché questa mattina alla presenza del vescovo della diocesi di Vittorio Veneto Battocchio è stato inaugurato un ambulatorio di prossimità per andare incontro alle esigenze di chi non può permettersi le cure. Una iniziativa per i bisognosi nata grazie alla sinergia tra diocesi, associazioni e comune. Tutti qua. È un taglio del nastro che apre le porte a un nuovo inizio, a un nuovo modo di essere vicini ai cittadini, soprattutto quelli che non hanno la possibilità di curarsi. Allestito a Casafenzi, a Conegliano, un ambulatorio di prossimità. Un ambulatorio, di medicina generale che è di prima accoglienza e accoglie persone che hanno problemi di salute e non hanno il medico di medicina generale, vi operano medici di medicina generale e dopo anche medici specialisti, nel caso ci fosse bisogno di loro intervento, infermieri e dopo una serie di volontari che cureranno anche le pratiche amministrative. Un luogo dedicato a tutti coloro dovessero aver bisogno di un parere specialistico ma che per costi o difficoltà ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale non riescono ad ottenerlo. Dalla Caritas i dati su chi rinuncia a curarsi. Nel 2023 un più 10% sul 2022, circa 430.000 persone. Il progetto è stato realizzato dalla rete Tara Caritas di Vittorio Veneto, Casafenzi, l'Ufficio Diocesano, l'ATS, il Comune e il Rotary Club che ha messo a disposizione le attrezzature. Completamente gratuito perché anche i medici che serviranno qua sono tutti volontari e abbiamo raggiunto già le 30 unità che si alterneranno all'interno del laboratorio. Ha importanza da molti punti di vista, come attenzione a dei bisogni reali, come lavoro comune di realtà diverse che si sono impegnate nel prendersi cura di coloro che più ne hanno bisogno, come segno, come stimolo a proseguire su questa direzione. Ci fermiamo adesso per un veloce break, torniamo tra pochissimo.
Ritorniamo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Andiamo proprio in centro città con l'inaugurazione del rinnovato viale Cesare Battisti. Qualche frecciatina all'amministrazione comunale, principalmente nei social, ma alla cerimonia nessuna polemica dopo il taglio discusso degli alberi dei pini marittimi lungo il viale. Vediamo. Non siamo stati felici di abbattere i pini, ma ormai erano arrivati a fine vita e io mi tolgo un po' la soddisfazione per tutte le insolenze che mi sono preso in quel periodo. Sicuramente il vice sindaco di Treviso, uno dei più felici per il taglio del nastro e chiusura definitiva del cantiere di via Battisti. 1.100.000 euro da un'azienda privata per ampliare piste ciclabili e pedonali, riprogettare l'area verde e riasfaltare tutto. Quindi i trevigiani non hanno tirato fuori soldi? No, neanche una lira, poi dobbiamo aggiungere anche i 250.000 euro di fognature di ATS che poi diventeranno 500.000 quando faranno il pezzo fino al Duomo. Fine delle critiche, delle polemiche e delle tensioni che si sono affiancate ai 3 mesi di cantiere per il rifacimento di uno dei viali più importanti e trafficati del centro storico, al punto da non poter fermare il transito dei bus nemmeno per l'inaugurazione. L'ultimo autobus, vi ricordate i saldi che c'erano qui? Non ci sono più. Noi ci ricordiamo le cadute e anche le cause che il Comune ha subito. Adesso possiamo solo goderci il viale. Dico che entro settembre restituiremo tutti i parcheggi che oggi sono occupati dai cantieri di questo quadrante, che però verrà restituito con acquedotto, fognature, strade riqualificate e marciapiedi riqualificati. È un altro pezzo della città che cambia. Nei prossimi mesi toccherà la vicina area di Palazzo Moretti, che diventerà ospedale di comunità e studentato. Ma i cantieri non finiscono qui. Stiamo finendo per esempio il Palazzo da Borso, l'ex Manzato, che è un restauro filologico, e stiamo continuando poi nel restauro della seconda porzione, della seconda ala della biblioteca ex Gil. Questi dunque i lavori in corso a Treviso. Adesso parliamo di economia e in particolare del settore vitivinicolo, che è naturalmente un settore in continua crescita grazie soprattutto al traino della produzione del Prosecco. Dati più che incoraggianti comunicati l'altra sera a Salgareda da Franco Passador ai vertici del consorzio Prosecco Doc e presidente di una delle prime 5 cantine d'Italia. La previsione sarà intorno a una superficie complessivamente che potrà oscillare dai 6.000 ai 7.500 ettari. Il Prosecco allarga i suoi confini conquistando altri 3.000 ettari che saranno convertiti definitivamente da glera a produzione DOC, con in più altri 4.500 ettari utilizzabili in caso di ulteriore aumento della domanda, che tra l'altro è in continua crescita. Nei primi 5 mesi e mezzo dell'anno 25, vale a dire fino al 15 giugno 2025, il Prosecco registra una crescita di quasi il 5% a volume, non è cosa da poco. Numeri importanti comunicati l'altra sera a Salgareda dal presidente di una delle prime 5 cantine italiane, ma soprattutto componente del consiglio direttivo del consorzio Prosecco Doc, che va ricordato, ha chiuso il 2024 con 660 milioni di bottiglie vendute, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Passador, che ha anche risposto agli oltre 200 viticoltori presenti che chiedevano lumi sul mercato americano e relativi dazi. Si paventa quasi definitivamente che il dazio sarà fissato intorno al 10%. Su una bottiglia di Prosecco l'incidenza varia dai 30 ai 50 centesimi. Credo che sia un importo sicuramente sopportabile anche per i consumatori americani. Ci spostiamo adesso a Pederobba, dove ha preso il via questa mattina il campo scuola organizzato dagli alpini della sezione di Treviso, oltre una trentina tra ragazzi e ragazze delle scuole medie che per una settimana vivranno assieme lontano da casa e dai genitori, imparando le prime regole di protezione civile ma anche di convivenza. Lui è un po' preoccupato? È una prima esperienza, no? C'è stata anche qualche lacrima questa mattina all'avvio del campo scuola degli alpini a Pederobba, perché staccarsi da mamma e papà per trovarsi lontano da casa con altri coetanei che quasi non conosci a 14 anni è comunque una prova importante.
Se poi ci metti lo stravolgimento delle abitudini, la vita in tenda con relativi turni di pulizia ai bagni e di servizio mensa e l'eliminazione del cellulare se non per chiamare a casa la sera, per questi ragazzi questa settimana è già un'avventura della vita che ricorderanno per sempre. Prima sensazione? Bellissimo, bel posto, bella gente, bello. Prima esperienza? Sì, a me sì, e la sensazione sì, mi sembra bella anche come posto. Prima sensazione? Bello. Non ti vedo tanto convinto. No, non lo so. Guarda che domani mattina ci si alza presto, Invece di te non si è mica in vacanza qua. Sì. Ma chi te lo fa fare? Camilla. Ma è colpa tua se lei è venuta qua? Forse un po' l'ho costretta, però vabbè dai, è stata una bella esperienza, l'abbiamo fatta anche l'anno scorso. E qui le regole ci sono, mica si scherza, No, mica si sta a letto a poltrire. No, ovvio, ti svegliano presto, devi lavorare, comunque fai cose, però vai a casa con delle belle esperienze, è molto bello. Ma sono le mamme e le nonne le principali sponsor dei campi scuola alpini. Vi vedo preoccupate. No, No. no, contente. Contente? Perché? Perché è sicuramente una bella esperienza formativa. E perché per un po' di tempo lo deve Siamo fuori. a casa da sole. Esatto. È giusto, così imparano un po' l'educazione e tutto il resto. Quello che manca purtroppo in questa società. Per me è fondamentale che lui impari a stare sì alle regole, ma essere anche parte della comunità e poter aiutare la comunità. Che poi è l'obiettivo che si prefiggono gli alpini oltre ad una prima formazione di protezione civile. Questo è lo scopo fondamentale, mettere il noi davanti a tutto. Poi è chiaro che le individualità di ciascuno vanno esaltate, ma sempre nell'ottica di costruire un insieme, perché è quello che conta e resta nelle nostre comunità. Comunità che vedono queste esperienze come investimento per garantire anche in futuro i valori alpini. Significa alimentare le colonne portanti di tante iniziative che le amministrazioni comunali riescono a fare solo grazie all'apporto delle associazioni e in modo particolare degli alpini. Ragazzi protagonisti anche del prossimo servizio, perché a Palazzo dei 300 è stata presentata l'esperienza dell'Istituto Coletti per la prevenzione degli atti di bullismo a scuola, studenti preparati ad aiutare i compagni in difficoltà che sono diventati esempi positivi in tutte le classi. Che cosa hai fatto per diventare un tutor? Ho aiutato dei miei compagni, soprattutto quelli in difficoltà che i professori mi hanno chiesto di affiancare. È uno dei ragazzi tutor delle scuole medie Coletti di Treviso. Giovani al centro di un progetto innovativo per contrastare emarginazioni e fenomeni di bullismo a scuola. Nella mia scuola inizialmente c'era qualche problema comportamentale di bullismo, questo risale a quasi 3 anni fa. Abbiamo iniziato da più di 2 anni una pratica che si chiama peer education, educazione tra pari, un affiancamento dei ragazzi tutor, che si chiamano così, nei confronti di ragazzi o con uno svantaggio linguistico o uno svantaggio socioculturale, in modo tale da veicolare uno strumento di aiuto e di educazione che previene il bullismo, non solo, e educa l'intelligenza emotiva e l'empatia. Educazione alle regole, ma soprattutto alla socialità, che parte proprio dal rapporto tra studenti, anche al di là delle provenienze etniche. Alla fine abbiamo proprio messo da parte quelle che sono anche le nostre diversità culturali e siamo riusciti ad approcciarci in modo veramente molto bello e si è creata un'amicizia che nonostante non sia diventato il mio migliore amico, comunque abbiamo legato. Avevo un compagno che aveva il gesso e per un periodo l'ho dovuto aiutare per scrivere magari anche i compiti, perché lui non riusciva neanche a muovere la mano. E alla fine? E alla fine dopo è guarito e con un po' più difficoltà è tornato a scrivere. Ti ha dato soddisfazione questo? Sì. Ma siete anche diventati amici? Sì, siamo diventati molto amici legati. Un progetto che il Ministero a Roma sta guardando con interesse, visti i risultati, per applicarlo a tutte le scuole italiane. Risultato? Il risultato è che non abbiamo più casi di bullismo, perché c'è un vantaggio diretto, ovvero i ragazzi che affiancano i ragazzi, e un vantaggio indiretto, cioè gli altri ragazzi osservano dinamiche di aiuto tutti i giorni nelle loro classi, non osservano più sopraffazione, violenza eccetera, sono casi estremamente isolati, c'è un effetto di contagio positivo e noi siamo qui anche per dimostrare che non esistono solo i bulli, ma esistono anche i bravissimi ragazzi che aiutano i loro compagni.
Domenica scorsa il palio femminile conquistato dalla squadra del capoluogo, una settimana di eventi e domani il palio delle borgate, arrivato alla 32esima edizione. Parliamo del palio del Battar Panoce di Trevignano che vivrà domani un'intensa sfida che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle 17. Una giornata all'insegna della festa a Trevignano con la tradizionale trippa alle 7 del mattino, la messa alle 10, la benedizione delle squadre, alle 11:30 l'aperitivo sotto il capannone e l'estrazione dell'ordine di gara, quindi dalle 16:30 la sfilata storica. La diretta della nostra emittente Antenna 3 partirà alle 17 con la manifestazione che, entrata nel clou, vivrà la sfida tra le borgate all'insegna della cultura contadina del nostro territorio. Dunque domani appuntamento da non mancare. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. E partiamo dalle ricerche di un escursionista di cui non si hanno più notizie da ieri. Sono in corso dalle prime luci dell'alba le ricerche di un 60enne veneziano. L'auto dell'uomo è stata ritrovata in Val di Pramper, nel comune di Val di Zoldo. Un biglietto appoggiato sul parabrezza dell'auto con scritto "Torno alle 14". Sono le ultime indicazioni lasciate da un uomo di 60 anni, noto architetto veneziano, di cui da venerdì pomeriggio non si sono più avute notizie. L'auto dell'uomo è stata trovata nel parcheggio dove finisce la strada per la Valle di Pramper, che da Forno di Zoldo risale tortuosamente verso il cuore del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. L'allarme è stato dato in giornata dai familiari che non l'hanno visto rientrare e non sono riusciti a contattarlo, anche perché la zona è priva di copertura telefonica. Un'area non particolarmente impervia, ma da cui si diramano numerosi itinerari, anche impegnativi, e potrebbe essere questa la ragione per cui l'uomo non è ancora stato trovato. Incessanti le ricerche del Soccorso Alpino Veneto, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, attivi dal primo mattino anche con il supporto dell'elicottero dotato di moderna apparecchiatura per il rilevamento degli apparecchi telefonici. Una perlustrazione che con il passare delle ore assume sempre più i connotati di una lotta contro il tempo, mentre si continua a cercare, mentre si continua a sperare. Il gasolio fuoriuscito da una cisterna a seguito della frana a Borca di Cadore ha raggiunto il Piave. Si lavora contemporaneamente alla bonifica di 3 bacini, mentre è stata disposta per domani la chiusura del ponte di Soverzene. Vediamo. Bisogna agire in fretta perché parte di quei circa 15 metri cubi di gasolio contenuti in una cisterna interrata che la frana di giovedì scorso a Cancia ha scoperchiato, causandone lo sversamento nel Boite, sta scendendo a valle. Un'emergenza nell'emergenza. Se da una parte è necessario procedere rapidamente a svuotare dai detriti le vasche di contenimento per prevenire eventuali conseguenze che un'ulteriore frana potrebbe avere sull'abitato, dall'altra bisogna agire con cautela per estrarre l'involucro d'acciaio di cui nessuno apparentemente conosceva l'esistenza, posto proprio nel terreno sotto alle vasche di accumulo, ancora carico di migliaia di litri di gasolio. Le operazioni condotte tempestivamente dalla provincia, ARPAV, Protezione Civile, Regione e Vigili del Fuoco sono più complicate del previsto. Disposta per domenica mattina la chiusura del ponte di Soverzene, dove il Piave entra in Valbelluna, poiché gli idrocarburi hanno raggiunto la diga. Fondamentale agire tempestivamente prima che le piogge attese nei prossimi giorni causino il superamento di quest'ultima cinta. Intanto proseguono le bonifiche contemporaneamente a Borca, Vodo e Valle di Cadore, mentre la provincia ha emesso un provvedimento in via precauzionale che vieta l'uso a scopo alimentare del pesce pescato nelle aree interessate. Immediato l'avvio dell'intervento in somma urgenza affinché la bonifica del carburante possa concludersi il prima possibile, ma ci vorranno giorni e poi sarà il turno delle verifiche per capire il perché della presenza di quella cisterna in quel punto, forse eredità di vecchie demolizioni all'ex villaggio Eni rimaste incomplete. Un mistero tutto da chiarire mentre si scongiura l'arrivo di nuove precipitazioni. Il TAR del Lazio ha respinto le richieste di sospensiva contenute nei 2 ricorsi presentati dai residenti delle località Lacedele e Mortisa contro la costruzione della nuova cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. La richiesta deriva dall'accusa di presunta illegittimità dell'iter approvativo dell'infrastruttura che andrà eretta su terreno ad elevato rischio idrogeologico. Per il TAR non sussiste la necessità di bloccare l'iter del progetto, rimandando l'esito dei ricorsi alla nuova udienza fissata
fissata per il 29 ottobre. Intanto i tempi per l'avvio del cantiere, del quale non è ancora stato affidato l'appalto, sono strettissimi. L'infrastruttura infatti è di importanza strategica per l'evento olimpico del prossimo febbraio e Simico non può permettersi ulteriori rinvii. 3 persone positive all'uso di sostanze stupefacenti o alcol, una revisione scaduta, una patente scaduta, una persona trovata in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. Questo è l'esito dei primi controlli coordinati di Polizia Locale e Forze dell'Ordine nell'ambito del progetto Non è solo un filtro, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi e che ieri ha visto fermare 150 conducenti, di cui 40 sottoposti all'esame tossicologico grazie all'ausilio del laboratorio mobile. I comandanti delle forze di polizia hanno espresso grande soddisfazione per l'esito del controllo sinergico che proseguirà attivamente anche nelle prossime settimane. Fa caldo, ne abbiamo parlato anche poco fa naturalmente tra i servizi relativi alla cronaca di Treviso. Non tutti possono lasciare la città per le zone più fresche. Ecco qualche utile consiglio che arriva anche dalla montagna. I temporali ci sono stati, hanno rinfrescato, ma poco. Incombe una cappa di afa e di caldo anche in montagna e al di là di modi di dire popolari, quali se vuoi patire le pene dell'inferno, Trento d'estate e Feltri d'inverno, è fuori discussione che, specie per le persone più fragili, è meglio avere alcuni accorgimenti, tra cui certamente quello di bere tanto. Siamo in estate, è scoppiato il caldo e quindi dobbiamo assolutamente, come dire, mettere in atto quel buon senso che ogni anno ci guida nel, tra virgolette, come dire, proteggerci un po' dal caldo, dalle ondate di calore. Ricordiamo alcune cose molto, molto semplici, insomma, no? Che dettate dal buon senso, quindi evitare di uscire nelle ore più calde, vestirsi in maniera con vestiti chiari, leggeri. C'è il tema della protezione sia all'interno della propria abitazione dal calore naturalmente, sia soprattutto nei luoghi di lavoro. Ricordiamo che ci sono appunto lavoratori, penso ai muratori, penso agli asfaltisti che lavorano in condizioni di calore molto importanti. C'è il tema dell'alimentazione altrettanto importante, sia per quanto riguarda il tipo di alimentazione, che deve essere un'alimentazione assolutamente leggera, sia per quanto riguarda la conservazione dei cibi nei nostri frigoriferi o dove appunto li posizioniamo. E poi c'è il tema appunto del caldo in viaggio. Quindi attenzione a viaggi lunghi, se dobbiamo affrontare viaggi lunghi fare diverse soste, e c'è il tema dell'attività fisica che non va tralasciata ma fatta nelle ore più fresche. Donne a confronto per fare il punto sul rapporto con gli uomini nella vita e nel lavoro. L'opinione condivisa è che la parità sia un traguardo ancora lontano da raggiungere. Pari opportunità, un traguardo non ancora raggiunto e che vede carenze anche nella pubblica amministrazione. Se ne è parlato a Villa Pat. I comuni sono il primo riferimento sui territori, il primo riferimento a cui la cittadinanza si rivolge per tutte le tematiche che riguardano le pari opportunità. Io ho cominciato questo progetto 2 anni fa chiedendo a tutti i comuni se avessero attribuito la delega alle pari opportunità a un consigliere, una consigliera, un assessorato o la costituzione delle commissioni pari opportunità. Meno della metà è stata attribuita la delega alle pari opportunità. Donne che ancora contestano un mondo concepito troppo al maschile, con poca attenzione alle diversità che mediamente ci sono nella vita dei due sessi. Pari opportunità vuol dire che tutti, uomini e donne, possono avere le pari opportunità. Nel nostro campo non è così. Nel nostro campo la differenza ancora di potere fra uomini e donne è ancora molto presente ed esistente. Era l'ultimo servizio per questa edizione, vi ricordo tra poco le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci.